Torniamo live, piccolo problema alla nostra diretta con il punteggio che vede Panormus Basket avanti 49-41, vantaggio che adesso sale in doppia cifra, 51-41 per la squadra guidata da coach Rosciglione. È tornato in campo Verzì, in casa catanese, subito il possesso d'attacco con la Mantia che trova un gran canestro cadendo indietro, il canestro del 51-43 e che riporta in singola cifra di ritardo la squadra di coach Gullotti, che adesso si difende contro Giulio Paternò. Ancora Paterno con il penetra e scarica per Ranalli. Siamo tornati in linea di galleggiamento, qui il tiro sui 24 e poi fallo da parte di Vittorio Tagliareni, secondo fallo per lui, secondo fallo personale. Una grande disdetta questa, questo problema che è occorso alla nostra live. Ci dispiace ovviamente per avervi fatto perdere i primi istanti di terzo quarto con l'attacco intanto da parte di Renna. C'è il fischio, rischia anche un fallo tecnico per il disappunto con cui ha reagito alla segnalazione da parte secondo fallo in sequenza per Tagliareni, la rimessa è per la Sales con Magri. Intanto Magri esce dal pitturato, qui la conclusione entro i 24 e la grande difesa da parte di Panormus Basket che confeziona la palla recuperata. Serve restare concentrati in questa fase di temporada. L'attacco di Magri, poi esce la Mantia dai blocchi, qui la tripla di la Mantia che viene sputata dal ferro ed esce Ranalli. C'è il tentativo sotto canestro, la stoppata da parte di Verzì, poi ancora attacco buono per Vittorio Tagliareni che sbaglia, vola a rimbalzo Geraci, la scarica fuori, poi la palla ancora buona per Davide Tagliareni, il fallo di Magri, secondo per lui, e torna ad alzarsi il coro del pubblico, mentre qui c'è un po' di tensione, ma alla fine sono tiri liberi, anzi no, dal fondo. C'è un cambio con il ritorno di Flavio Paternò. Proprio il numero 10 a occuparsi della rimessa con 14 secondi sul cronometro dell'azione d'attacco di Panormus Basket. Buona qui la difesa aggressiva su Tagliareni che subisce il fallo di Renna. Le proteste da parte di coach Gullotti, dovrebbe essere il terzo fallo commesso
Dal numero 17 si gioca ancora